Sul lago Coghinas i carabinieri hanno fatto una scoperta che ha del clamoroso e io sono qui per raccontartela. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Tutto è partito dai carabinieri della stazione di Oschiri che da settimane notavano movimenti strani sulla riva nord del lago Coghinas, vicino al ponte Diana. Il problema era che la zona è praticamente inaccessibile, terreno aspro, vegetazione fitta, impossibile avvicinarsi senza essere visti. Così hanno chiamato i rinforzi, lo squadrone riportato cacciatori di Sardegna, quelli che sono specializzati proprio in queste operazioni in territorio difficile. Dopo giorni di osservazione nascosta hanno scoperto quello che nessuno si aspettava. Nascosta nella vegetazione c'era una vera e propria azienda agricola illegale. Oltre 400 piante di marijuana perfettamente curate, alcune alte fino a 170 cm. Non erano di sicuro piante lasciate al caso, erano curatissime, come in una serra professionale. Ma il dettaglio più incredibile era il sistema di irrigazione. Avevano installato un impianto idraulico sofisticato con 3 cisterne da 1000 litri ciascuna e circa 1000 metri di tubi di tubazioni. Un investimento di migliaia di euro per garantire che le piante crescessero perfettamente in salute. E da dove arrivava l'acqua? Ecco il colpo di genio criminale. Avevano fatto un allaccio abusivo, praticamente rubavano l'acqua per innaffiare la loro piantagione. Come se non bastasse la coltivazione legale, ci hanno aggiunto anche il furto. Per proteggere questo investimento avevano piazzato fototrappole in tutta l'area, come se fosse un proprietario a sorvegliare. Pensa al livello di organizzazione, concimi professionali, attrezzatura da giardinaggio, sistemi di sorveglianza. Non erano dilettanti, era un'operazione strutturata. All'alba i carabinieri hanno fatto il blitz, sono risaliti lungo le rive del fiume per non essere visti e hanno beccato i 3 in flagrante, mentre stavano curando le piante. Nel momento dell'arresto avevano anche 3 coltelli a serramanico addosso, probabilmente per proteggere il loro business. Il sequestro è stato impressionante. Oltre le 400 piante hanno preso tutto l'impianto di irrigazione, i concimi, le fototrappole e le armi. L'intera piantagione è stata distrutta e i 3 sono finiti nel carcere di Sassari Bancari. Le accuse sono pesanti: detenzione ai fini di spaccio, furto aggravato per l'acqua rubata e porto di oggetti atti a offendere per i coltelli. Ti rendi conto di quanto tempo e quanti soldi devono aver investito per costruire tutto questo? Se sono riusciti a fare una cosa così sofisticata in una zona così nascosta, quante altre piantagioni del genere potrebbero esserci sparse per la Sardegna che ancora nessuno ha scoperto? La lotta alla droga non si ferma. Per seguire tutte le operazioni lascia un like e iscriviti al canale. Io ti ringrazio come alla fine dei video per il tuo tempo e per essere stato qui con me e ti auguro un bellissimo proseguimento di giornata.